volevo essere chiaro, non ci siamo messi in gioco per ostacolare qualcuno o avvantaggiare qualcun altro. Lo avremmo potuto fare in modi, in termini diversi. Non ci siamo messi in gioco per ostacolare qualcuno o avvantaggiare qualcun altro. Lo avremmo potuto fare in modi, in termini diversi. Quanto si assumara coniugau, infatti mia si brulava tutto, devi tornare canta io con tu e la io da un poco ne pittavo. Non ci siamo messi in gioco per ostacolare qualcuno o avvantaggiare qualcun altro. Lo avremmo potuto fare in modi, in termini diversi. Lo avremmo potuto fare stando con qualcuno o con qualcun altro. Abbiamo deciso di metterci in gioco per noi 14 candidati della lista numero 1. E allora veramente se fino ad oggi se ne sono dette tante, basta con questo dire si vuole o con qualcun altro. Abbiamo deciso di metterci in gioco per noi 14 candidati della lista numero 1, buon'ora per tutti. E allora veramente se fino ad oggi se ne sono dette tante, basta con questo dire si vuole per tutti. E allora veramente se fino ad oggi se ne sono dette tante, basta con questo dire si vuole, ne sono dette tante, basta con questo dire si vuole, basta con questo si vuole. Sia a livello di lavoro e sia anche a livello di crista giovanile, anche a livello di crista giovanile, il piano politico, il confronto in questa campagna elettorale. Sin dal primo connubio di apertura, infatti, in questa campagna elettorale. Sin dal primo connubio di apertura, infatti, Altrettanto è vero che nessuna garanzia è arrivata al sottoscritto, però nessuna garanzia è arrivata al sottoscritto, però è vero. Abbiamo quindi aperto un confronto, dicevo, con la comunità. Con la comunità ci siamo messi in comunicazione, con la comunità abbiamo confrontato il nostro programma. Mi ha colpito molto una frase che ho sentito riferirmi con riferimento all'esito di questa campagna elettorale da qualcuno di voi. Mi è stato detto che il comune, anzi, mi devo correggere, vi chiedo scusa, mi è stato detto che a buon programma. Mi ha colpito molto una frase che ho sentito riferirmi con riferimento all'esito di questa campagna elettorale da qualcuno di voi. Mi è stato detto che il comune, anzi, mi devo correggere, vi chiedo scusa, mi è stato detto che a buon da qualcuno di voi. Mi è stato detto che il comune, anzi, mi devo correggere, vi chiedo scusa, mi è stato detto che a buon anzi, mi devo correggere, vi chiedo scusa, mi è stato detto che a buon correggere, vi chiedo scusa, mi è stato detto che a buon a dare la vostra fiducia, come altrettanto è vero che nessuna
nessun avviso di garanzia è arrivato al sottoscritto, però è vera. Nessun avviso di garanzia è arrivato al sottoscritto, però è vera. È arrivato al sottoscritto, però è vera. È burocrazia lunghissima, perché detto poi francamente l'informatizzazione risparmia un sacco di carta e quindi noi vogliamo anche fare bene all'ambiente, aiutare l'ambiente e aiutando la popolazione a sbrigarsi con la burocrazia che ci infogna continuamente. E poi l'informatizzazione è il minimo per stare al passo coi tempi che un'amministrazione deve avere per poter competere con le altre amministrazioni presenti nel territorio nazionale e internazionale. Faccio una considerazione personale, credo e poi l'informatizzazione è il minimo per stare al passo coi tempi che un'amministrazione deve avere per poter competere con le altre amministrazioni presenti nel territorio nazionale e internazionale. Faccio una considerazione personale, Faccio una considerazione personale, credo. Faccio una considerazione personale, credo. Faccio una considerazione personale, credo. Considerazione personale, credo. Seguire, continueremo con la presentazione della lista e con le conclusioni di tutti gli altri candidati. Risponderemo a tutte le accuse che ci hanno fatto accuratamente con degli atti, non con dei fogliettini che vanno nelle case, perché noi non rispondiamo con fogliettini, rispondiamo con fatti, non parole. Accuratamente con degli atti, non con dei fogliettini che vanno nelle case, perché noi non rispondiamo con fogliettini, rispondiamo con fatti, non parole. Perché noi non rispondiamo con fogliettini, rispondiamo con fatti, non parole, con fatti, non parole. Solamente della statica e degli edifici la provincia, lo vogliono capire questi amministratori, ebbene, per poter trovare un incontro che potesse darci dei lumi chiarificatori rispetto a quelli che potevano essere le prospettive dei nostri due istituti, abbiamo dovuto delegare due ragazzi. Sono andati due ragazzi di 17 anni a difendere il nostro liceo, l'istituto di professionale per l'agricoltura, perché quello che Giù sta parlando e che è candidato a sindaco, indicatori rispetto a quelli che potevano essere le prospettive dei nostri due istituti, abbiamo dovuto delegare due ragazzi. Sono andati due ragazzi di 17 anni a difendere il nostro liceo, l'istituto di professionale per l'agricoltura, perché quello che Giù sta parlando e che è candidato a sindaco, 17 anni a difendere il nostro liceo, l'istituto di professionale per l'agricoltura, perché quello che Giù sta parlando e che è candidato a sindaco per l'agricoltura, perché quello che Giù sta parlando e che è candidato a sindaco, Giù sta parlando e che è candidato a sindaco, tutte le bugie di questo mondo. Ecco, un altro merito nostro che ci differenzia da qualche altro nostro avversario è quello che noi non raccontiamo bugie, non ne abbiamo raccontato in questi 5 anni, non ne abbiamo raccontato in campagna elettorale. Se noi amministreremo il comune non ne racconteremo nemmeno nei prossimi 5 anni. Noi raccontiamo la verità e quando una cosa la sbagliamo abbiamo il quello che noi non raccontiamo bugie, non ne abbiamo raccontato in questi 5 anni, non ne abbiamo raccontato in campagna elettorale. Se noi amministreremo il comune non ne racconteremo nemmeno nei prossimi 5 anni. Della Repubblica, dove il sindaco è rinviato a giudizio, questo è un atto vero, ha un nome, un cognome, l'indirizzo, la data e le convocazioni per i vari appelli. Uno è stato tenuto il 17 marzo, ma stranamente quest'anno il 17 marzo era festa nazionale perché era il 150° dell'Unità d'Italia. L'hanno rinviato comunque a luglio, non preoccupatevi.
e dei tribunali non siamo abituati a farne menzione, ma se qualcuno dovesse ricordare a un sanitario che capisca o non capisca la differenza tra una delibera e una determina, ma che non riconosca la differenza tra una macula e una bolla, quello è molto più grave, perché quello può creare problemi alla vita dei cittadini. La determina e la delibera, che non la conoscano, siamo in tanti ad aver verificato che molti non la conoscevano, ed è un peccato veniale, l'altro è un peccato mortale. Dicevo che cosa fanno questi signori? Si insediano nel 2006 e vanno a verificare cosa diavolo c'era in questi 8 milioni e mezzo di euro, perché fra l'altro noi avevamo contratto un mutuo che cioè la protezione civile ci dava 750.000 euro all'anno per 15 anni per a ristorare questi 7 milioni e mezzo di euro.